I turisti ci sono, ma c'è preoccupazione per i continui sbarchi, mentre il governo di Roma continua a fare il sordo. Alle ricerche del bambino partecipa anche il papà con i volontari. Il calendario 2021 racconta la riforma del corpo. Monitoraggio delle regioni per stabilire l'apertura. Nuovi acquisti per l'Acragas e il Canicattì. Benvenuti su TVA Notizie. Lampedusa affollata di turisti, una boccata di ossigeno per le attività commerciali, ma preoccupano i migranti con il governo di Roma sordo alla richiesta di dichiarare lo stato di emergenza. Il nostro servizio di apertura con Lello Casesa. Mentre l'isola di Lampedusa è fortunatamente piena a tappo di turisti e visitatori, favorendo in questo particolare momento un aiuto economico importante, la situazione dei migranti continua a destare preoccupazione e rappresenta una continua emergenza, tanto da indurre ancora una volta con maggiore intensità la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Presidente della Regione. Chiedo al Presidente Giuseppe Conte, ha scritto il Governatore sui social, di spiegare perché non è possibile dichiarare lo stato di emergenza nell'isola, cosa hanno fatto di così turbi i lampedusani per sopportare da soli questa ondata. Quanto si deve attendere per la proclamazione dello stato di emergenza nell'isola di Lampedusa è richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione. Oggi come allora nessuna risposta da Roma. La richiesta di stato di emergenza era stata presentata da Musumeci l'11 luglio scorso, quando si recò nell'isola insieme al suo assessore alla salute Ruggero Razza. Solo quel giorno erano sbarcati 750 migranti in sole 48 ore. Da quel momento non è cambiato nulla perché barche e barchini continuano ad arrivare, l'hotspot di Contrada Imbriacola è sovraccarico di migranti. Una situazione davvero incredibile. Qualche giorno fa sono arrivati 10 barchini con un totale di 360 persone. L'hotspot è al collasso, ospita 1200 migranti, circa quando in realtà potrebbe dare accoglienza a solo 192 persone. La nave Quarantena Aurelia non riesce ad attraccare a causa del vento e i barchini, invece carichi di migranti, continuano ad arrivare nell'isola. Durante i primi giorni di agosto il sindaco di Lampedusa, Toto Martello, dichiarava: in poco meno di 2 settimane sono arrivati nell'isola oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza. Il primo cittadino aveva lanciato diversi appelli chiamando il governo nazionale e facendosi sentire. A rilanciare adesso a martello è ancora una volta il presidente della regione, che sui social ha scritto nuovamente la proclamazione dello stato di emergenza per l'isola di Lampedusa. Bisogna crederci che il piccolo Gioele è vivo, crederci come ci crede naturalmente il papà che partecipa alle ricerche con i volontari. Ieri al bambino la trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3 ha dedicato una puntata speciale. Daniele Mondello questa mattina è ritornato a cercare nei boschi di Caronia il figlio Gioele. Questa volta ha chiesto aiuto anche ai volontari con un appello lanciato sui social. Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla strada statale 113 al distributore di benzina EP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7:30. Le ricerche del piccolo scomparso da lunedì 3 agosto proseguono principalmente nell'area dove è stato rinvenuto il cadavere di Viviana Parisi. Alcuni testimoni hanno riferito alla procura di Patti, che sta coordinando le indagini, che la donna prima di scomparire aveva con sé il figlioletto. Viviana è stata vista sull'autostrada A20 Messina-Palermo all'altezza di Torre del Lauro, in territorio di Caronia, poco dopo essere rimasta coinvolta in un incidente in galleria con un autocarro. La donna ha abbandonato l'utilitaria e si è allontanata nei boschi. Pochi giorni dopo, il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione. Le cause del decesso ancora non sono state accertate. Bisognerà attendere la relazione finale dell'autopsia, che arriverà tra qualche settimana.
Del piccolo Gioele ad oggi non vi è traccia, nonostante da giorni sono in azione nell'area polizia, carabinieri, protezione civile, guardia forestale, vigili del fuoco, impegnate anche alcune squadre specializzate di unità cinofile provenienti da Palermo e Milano. L'area limitrofa al ritrovamento del corpo di Viviana Parisi è stata totalmente controllata e adesso le ricerche si estendono anche su altri versanti nel tentativo di individuare il bimbo. Il papà Domenico Mondello nei giorni scorsi aveva lanciato un appello a chi potesse fornire elementi utili alle indagini. Volevo fare questo appello. Chiunque abbia visto qualcosa dopo l'incidente nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia. Io amo mio figlio e lo voglio trovare. Tanti volontari presenti oggi per dare un contributo a queste importanti ricerche. Voi da dove venite? Io da Barcellona, Pozzo di Coppo. Una vicenda che coinvolge emotivamente tutti. Sì, decisamente. Gioele potrebbe essere il figlio o il fratello di tutti, alla fine. Quindi sì, abbiamo risposto anche noi all'appello tentando di capire se ci sono delle tracce, anche se questa è una zona abbastanza distante dal ritrovamento del corpo della mamma. Però ci proviamo. La speranza è importante, deve essere sempre viva. Sì, infatti, come si suol dire, l'ultima a morire, quindi diciamo anche noi veniamo da Palermo, abbiamo risposto all'appello del padre, ci siamo sentiti un po' coinvolti in questa vicenda. Io sono mamma e quindi capisco benissimo, dico anche se non fossi mamma, capire ugualmente di quel dolore che c'è in questo momento in quella famiglia. Perché mi auguro che non venga ritrovato nessun corpo, ma piuttosto sperare sempre che la mamma l'abbia messa in sicurezza e quindi l'abbia affidato a qualcuno che domani lo può esibire, lo può presentare e quindi avere un lieto fine, almeno questo. Questo è il mio augurio. Poi è chiaro, siamo qui, facciamo quello che possiamo, ma l'intento è quello. Io mi auguro di non trovare nulla, trovare piuttosto magari più in là tracce del bambino vivo. Voi da dove venite? Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria a Caronia, perché Gioele potrebbe essere il fratello, il figlio di tutti. Sì. Sì, ci ha toccato parecchio, una cosa troppo forte. Voi venite da Reggio Calabria? Sì, ci sentiamo coinvolti. Potrebbe essere nipote, figlio. Essere soli in queste circostanze poi è brutto. Quindi cerchiamo anche di non lasciare solo il papà. Sì, tutti insieme. Noi siamo qui in ferie, veniamo da Collecchio in provincia di Parma e oggi abbiamo raccolto l'appello della famiglia e abbiamo deciso di dedicare questa giornata e di dare il nostro contributo. Devo ammettere e fare un plauso alle forze comunque dell'ordine, alla protezione civile, perché il terreno è veramente impervio, il clima è ostile, quindi è molto molto difficile ritrovare qualsiasi situazione, che si tratti di un bambino ci auguriamo vivo piuttosto che di una salma, perché il terreno è veramente arido, impervio, pieno di rovi, la situazione è così. Che tratto avete percorso voi oggi? Adesso da qui sicuramente fino ad arrivare su circa saranno stati 3 km, ma 3 km, ripeto, impervi di salita, di boscaglia. Poi il tratto è abbastanza pianeggiante dove dicono aver ritrovato la signora, però è sicuramente difficile. Ci vogliono boscaioli, ci vogliono persone che conoscono il posto, perché la vegetazione è talmente fitta che non si riesce ad entrare praticamente. Noi ci siamo graffiati, sì, ci siamo combinati malissimo. Una zona impervia e difficile da attenzionare. Sì, molto. La speranza però è l'ultima a morire. Certo. Una vicenda che segna particolarmente tutti. Sì. Speriamo di dare un po' di pace al padre, al piccolo e alla mamma. Voi da dove venite? Io da Messina. Per fortuna è risultato negativo il tampone dell'uomo di Realmonte che se ne stava per strada anziché aspettare l'esito dell'ASP.
La notizia aveva creato grande apprensione nel paese, dove adesso si è tirato un sospiro di sollievo. L'uomo dovrà stare però ancora in isolamento in attesa di un nuovo tampone. Il calendario 2021 della Polizia di Stato racconta il cambiamento che ha interessato il corpo con la riforma del 1981. Vediamo. Il nuovo calendario della Polizia di Stato si potrà prenotare fino al prossimo 21 settembre. Quest'anno il calendario della Polizia 2021 celebrerà il 40° anniversario della legge 121 del 1981, che ha riformato l'amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato. Le immagini raccontano il cambiamento dell'amministrazione, forza di polizia moderna, democratica e ordinamento civile, descrivendo l'evoluzione della simbologia, dell'operatività e del concetto di prossimità. Per raccontare ciò sono stati individuati nella legge di riforma 12 temi portanti e rappresentati con altrettanti scatti. Ogni fotografia sarà accompagnata da una parola emblematica. Quest'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef. La vendita dell'ultimo calendario ha permesso di devolvere ben 160.000 euro oltre al progetto Unicef, 30° anniversario della Convenzione ONU e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il ricavato della vendita quest'anno sosterrà il progetto connesso all'emergenza coronavirus e una quota sarà devoluta al piano di assistenza Marco Valerio riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche. I cittadini potranno prenotare il calendario da parete al costo di 8 euro e quello da tavola al costo di 6 euro entro e non oltre il prossimo 21 settembre, facendo un versamento sul conto corrente postale 745000 intestato a Comitato Italiano per l'Unicef. Accolta dal sostituto procuratore di Agrigento Elenia Manno l'istanza di dissequestro di ombrelloni e lettini dello stabilimento balneare ubicato in Viale delle Dune al Lido agrigentino di San Leone. A sequestrare le attrezzature era stata la Guardia di Finanza. Completato dal Genio Civile di Agrigento il monitoraggio di 137 ponti sulle strade provinciali. I dettagli con Arturo Cantella. Completata la prima fase del monitoraggio sulle condizioni di efficienza strutturale dei ponti ricadenti sulle strade provinciali di Agrigento, eseguita dal Genio Civile. Una campagna di monitoraggio senza precedenti per la valutazione della sicurezza della rete stradale provinciale agrigentina. I liberi professionisti incaricati dalla Regione Siciliana hanno infatti consegnato al Genio Civile di Agrigento le schede con i dati rilevati in merito alle condizioni di efficienza strutturale di ben 137 ponti ricadenti lungo le strade provinciali agrigentine. L'obiettivo, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendola, è quello di verificare eventuali criticità che possono compromettere l'efficienza strutturale dei nostri ponti e pertanto la pubblica incolumità. A questo scopo e grazie alle risorse stanziate dal Presidente Musumeci e dall'assessore al ramo Falcone abbiamo potuto affidare l'incarico a un gruppo di liberi professionisti che hanno già eseguito gli accertamenti del caso e valutare l'efficienza strutturale di 137 ponti, compilando delle apposite schede che abbiamo inoltrato al libero consorzio dei comuni agrigentini, quale soggetto proprietario della rete stradale, affinché possa adottare ogni provvedimento ritenuto utile per garantire la pubblica incolumità e programmare gli interventi per assicurare l'efficienza strutturale dei ponti e la sicurezza della rete infrastrutturale della provincia di Agrigento in relazione ai dati rilevati dai professionisti incaricati. Per Rino Lamendola rimandano gli ultimi 19 ponti da verificare, per i quali si aspetta l'avvio delle procedure da parte della struttura centrale dell'assessorato infrastrutture e trasporti. Sarebbe opportuno, conclude l'ingegnere capo del Genio Civile Lamendola, che anche lo Stato, sulla base di linee guida recentemente varate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avviasse prima possibile un analogo monitoraggio sui ponti che ricadono sulle strade statali, nella consapevolezza che le infrastrutture strategiche fanno parte soprattutto della rete statale nazionale.
Il nostro intervento in campo delle infrastrutture, dove per la prima volta nella storia abbiamo avviato un monitoraggio sull'efficienza strutturale di 156 ponti lungo la rete stradale e provinciale. Quindi già per 137 abbiamo consegnato le schede alla provincia, e poi vorrei dire che questi dati che vengono censiti e trasmessi alla provincia e all'assessorato regionale alle infrastrutture sono propedeutici alla programmazione degli interventi da realizzare per rendere sicura la rete stradale provinciale. Quindi sono veramente lieto che siamo andati velocissimi e abbiamo già concluso questo. Poi abbiamo anche avviato la progettazione della strada Mare Monti, un investimento di circa 123 milioni di euro che ricordiamo va da Bivona fino al mare, e diciamo che è un investimento importante soprattutto per i comuni dell'Agrigentino, la zona dei Monti Sicani, i Monti Sicani che si collegano così con la viabilità principale, ma poi abbiamo anche avviato 3 progetti per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade provinciali, 100 km di strade provinciali. Abbiamo ripreso il progetto degli ipogei, fino a dicembre siamo andati velocissimi, poi purtroppo c'è stata una pausa. Poi si è fermato, perché Presidente? Diciamo, a dicembre c'è un'incombenza da parte di qualche ente a dicembre abbiamo consegnato, non velocizza la pratica, che è il Comune di Agrigento, lo dico abbiamo io, consegnato, il Presidente non lo vuole dire per motivi. Diciamo che a dicembre abbiamo consegnato le mappe e soprattutto il bando pronto e il progetto del servizio al Comune, affinché venisse affidato l'incarico per il rilievo del sottosuolo, perché abbiamo bisogno per fare i progetti prima di un rilievo del sottosuolo di dettaglio. Purtroppo lì si è perso un po' di tempo, non so per quali motivi tecnici, poi è intervenuto il Covid, insomma si sono persi 6 mesi, mi auguro che possano essere recuperate. Adesso è stato pubblicato il bando, quindi da qui a breve saranno eseguiti i rilevi, e poi contiamo nei primi mesi del prossimo anno poter finalmente redigere i progetti. Nuovo anno scolastico con la novità di monitorare le regioni per stabilire se sarà il caso di aprire per tutti. Lello Cassesa. Il 29 agosto, cioè 2 settimane prima del suono della campanella per docenti ed alunni, il Comitato Tecnico Scientifico analizzerà i dati epidemiologici nel Paese e farà un bilancio regione per regione, decidendo in quale zone posticipare le lezioni in presenza e riattivare la didattica a distanza. Questa è la prima novità emersa nelle lunghissime riunioni ministeriali, che non tutti gli studenti potrebbero tornare in classe il 14 settembre. Si sta valutando infatti la possibilità di riaprire le scuole in modo diverso nelle varie regioni italiane, a seconda dell'andamento del contagio. In queste ore il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce per fare il punto sull'uso delle mascherine a scuola e fornire le linee guida sui casi di eventuali positivi nelle aule, definendo, se necessario, come affrontare gli spostamenti degli alunni e del personale sui mezzi pubblici. Il Comitato Tecnico Scientifico oggi ribadirà anche che le mascherine sono da considerare una misura emergenziale, perché il distanziamento fisico rimane uno dei punti più importanti nella prevenzione. Il tema scuola è al centro dei problemi del governo e coinvolge milioni di famiglie, anche se le risposte ai tanti chiarimenti sono confusionari e complicati. Cosa succederà se uno studente o un professore dovesse avere una febbre superiore a 37,5 mentre si trova nella struttura? Il protocollo prevede una sala Covid, cioè un locale interno ad ogni istituto, che dovrà essere predisposto ad ogni preside per l'accoglienza dei casi con sintomi, individuando per ogni istituto i referenti per il coronavirus. Quando invece si verificherà un alunno sintomatico, sarà il docente ad avvisare il responsabile, che avvertirà i genitori. Sarà successivamente alla famiglia, con il medico naturalmente di famiglia, ad attivare l'azienda sanitaria per effettuare
effettuare il tampone. Se positivo, il referente scolastico fornirà alle ASL i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il ragazzo 48 ore prima dell'insorgere dei sintomi. I compagni e i professori saranno messi in quarantena per 14 giorni dal momento dell'ultimo contatto. Verrà ripristinata la didattica a distanza e le scuole sanificate. Lo studente tornerà in classe solo a guarigione avvenuta, cioè dopo 2 tamponi negativi a distanza di sole 24 ore. Altro capitolo riguarda i mezzi di trasporto. Le regioni in Italia sono preoccupate che la riduzione del numero degli alunni crei difficoltà, ritardi e disordini nelle scuole e tempi molto lunghi. Allo stato attuale le regioni stanno valutando diverse opzioni alternative all'interno dei mezzi pubblici che saranno vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico per il parere definitivo. Vedremo comunque nei prossimi giorni cosa succederà. Dopo l'erosione ad Eraclea Minoa arrivano gli operai per sistemare l'area danneggiata. Intervista al sindaco Arturo Cantella. Buone notizie per il comune di Cattolica Eraclea in arrivo da parte della regione siciliana. Infatti nel piccolo comune dell'Agrigentino può finalmente partire l'opera di messa in sicurezza della zona costiera. La struttura contro il dissesto idrogeologico, al cui vertice vi è il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, mette a segno un altro importante risultato in un'area di grande valore turistico e ambientale. Gli uffici diretti da Maurizio Croce hanno infatti completato le procedure di aggiudicazione dei lavori di consolidamento del costone e di sistemazione dell'area litoranea all'associazione temporanea d'impresa coordinata dalla Comin SRL di Mussomeli, in virtù di un ribasso fatto del 32,4% per un importo di circa 630.000 euro. Si tratta di un intervento molto atteso perché si pone a tutela della zona archeologica e della frazione marinara di Eraclea Minoa, dopo i gravi episodi che si registrarono nel 2009 con notevoli crolli, movimenti franosi sulla parete in marca che sovrasta la spiaggia e diverse abitazioni. Il tratto in questione è quello tra Capobianco e il centro abitato, esattamente dal versante ovest in cui predominano le caratteristiche e suggestive rocce di colore bianco, sino a quello orientale che comprende la pineta e una serie di edifici. Il fenomeno che si intende contrastare è lo sfaldamento delle parti sommitali del costone marnaceo, causato dall'azione degli agenti atmosferici. Da un punto di vista tecnico si procederà con un'attività di disgaggio e di pulizia della falesia tramite l'esportazione delle parti stabili. In un secondo momento verrà collocata una rete in aderenza metallica per trattenere le parti di materiale distaccatesi dall'ammasso marnaceo. Sarà infine realizzato un sistema di captazione delle acque superficiali e sistemata una barriera paramassi. Soddisfatto il sindaco di Cattolica Eraclea, dottor Santino Borsellino. La regione sta attenzionando alla grande Eraclea Minoa, già c'è questo finanziamento per il controlamento del costone roccioso. È una cosa che ci onora a tutti noi perché è una zona bellissima, Capobianco, anche perché Eraclea Minoa abbiamo dalla cultura al mare, ora poi abbiamo pure il finanziamento che abbiamo tutti i pareri della via Vasse che a breve c'è, iniziando pure i lavori e stiamo lavorando per dare un cambiamento, un porto nuovo a Eraclea Minoa che sarà il fiordocchiello sia a livello provinciale che a livello regionale. Sindaco, un breve consuntivo di questa estate, com'è andata lì a Eraclea Minoa? Estate, i spettacoli nelle piazze non abbiamo fatto neanche una, ma per quanto riguarda i teatri di pietra, che ci sono tutto il distanziamento sociale e cose, tutte le sere, ogni serata che c'è stato uno spettacolo c'è stato sempre. Mi riferivo al turismo balneare anche. Il turismo balneare abbiamo avuto un maggior afflusso perché la natura oggi ci ha aiutato, quest'anno c'è un po' di sabbia, c'è stato tutti i giorni un affollamento, abbiamo recuperato i rapporti con le zone montane che sono venuti qua a Eraclea Minoa e sperando che riusciamo a chiudere questa bella stagione. I delinquenti dello Specchietto tornano a colpire.
È successo ad Agrigento in contrada Caos. Stavolta vittima è un anziano al quale i malviventi, con il solito sistema criminale, cioè quello di avere pagati i danni, hanno portato via il borsello dell'uomo che ha denunciato quanto accaduto alla Polizia di Stato. Elezioni dell'Ordine degli Avvocati agrigentini. La consultazione è stata fissata dal 17 al 19 settembre. Ad Agrigento il Consiglio dell'Ordine è guidato dal commissario Silvio Miceli. Donazione degli organi, l'ASP di Agrigento sensibilizza i cittadini. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, in sinergia con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia, torna a puntare i riflettori sull'importanza di esprimere il consenso sulla donazione degli organi, gesto di grande altruismo e generosità, oltre che di importanza fondamentale nel salvare vite umane. L'ASP, guidata da Mario Zappia, ha recentemente aggiunto un nuovo strumento operativo per la raccolta delle dichiarazioni di volontà presso l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. È infatti attivo un servizio di informazione e raccolta dichiarazioni curato dalla psicologa del Centro Regionale Trapianti Emanuela Solombrino, raggiungibile anche al numero di telefono 0922 44 28 12. In generale, i cittadini possono esprimersi sulla donazione di organi e tessuti attraverso 5 modi: la dichiarazione di volontà espressa presso gli uffici di anagrafe dei comuni al momento della richiesta del rinnovo della carta d'identità, la registrazione presso la propria ASP di riferimento o il medico di famiglia attraverso un apposito modulo, la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute e del tesserino di una delle associazioni di settore come l'AIDO, da conservare insieme ai documenti personali. Qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà positiva o negativa, data e firma, anch'essa da conservare tra i documenti personali, l'atto olografo dell'Associazione Italiana Donatori di Organi, che è l'AIDO. Il coordinatore regionale del Centro Trapianti della Sicilia, Giorgio Battaglia, intervenendo a margine dell'attivazione del nuovo punto di informazione e raccolta di Agrigento, plaude all'iniziativa. Ringrazio l'ASP di Agrigento, la sua direzione strategica e il direttore dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia intensiva per l'attenzione al tema. Per ridurre le opposizioni è necessario, sottolinea Battaglia, sensibilizzare maggiormente i cittadini informandoli sui modi per dichiarare la propria volontà sulla donazione. Per scegliere di diventare donatore è bene conoscere tutte le tutele previste e sapere che il nostro sistema trapianti è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi. E oggi Agrigento ricorda 2 personaggi legati alla città. Il primo appuntamento a Piazza Diodoro Siculo per commemorare il professore Giuseppe Iannuzzo, papà dell'attore Gianfranco, che sarà presente con i familiari. Giuseppe Iannuzzo per lungo tempo ha curato la rivista Agrigentini a Roma e ovunque. L'altro appuntamento in via Atenea, accanto alla statua di Andrea Camilleri, con la scrittrice Simonetta Agnello Orbi, la quale firmerà copie dei suoi libri. Ai 2 appuntamenti sarà presente il sindaco Lillo Firetto. A un anno dalla fine delle riprese arriva al cinema il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito. A Sciacca oggi l'anteprima per la stampa. Arturo Cantella. A un anno dalla conclusione delle riprese arriva al cinema il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito, la cui anteprima per la stampa è prevista per stasera, giorno 19 agosto, a Sciacca presso l'Abbadia Grande, e nei giorni successivi resterà in programmazione con 2 proiezioni serali alle 20:30 e alle 22:30. Il regista Giuseppe Ferlito, cinematografico siciliano, dirige a Firenze la scuola di cinema Immagina. Nei suoi 20 anni di carriera da regista egli ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti, altri distribuiti su scala nazionale come Femmina, prodotto da Cecchi Gori, o Infernet, prodotto da C Production, più volte trasmesso in Rai su Rai Play. Re minore, il nuovo film di Ferlito, è un genere grottesco, poetico e drammatico ambientato in Sicilia. La musica è il cuore pulsante della storia, che coinvolge Mimì, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte.
La Sicilia torna così a essere set cinematografico. Questa volta protagonista è stata la provincia di Agrigento, Burgio, Caltabellotta, Sciacca, Chiusa Sclafani, San Carlo e tante altre città limitrofe. Dietro la macchina da presa il regista burgitano Giuseppe Ferlito, da sempre innamorato della sua terra, non perde occasione per farla conoscere al mondo. Un cast di attori scelti tra talenti siciliani, ma non solo, tra i quali Letizia Toni, Gabriele Ferrantelli, Vincenzo Catanzaro, Nicola Puleo, Santo D'Aleo, Barbara Capucci. Tu non mi sei mai piaciuta. Sei falsa e bugiarda. Farà ridere tutti con questa musica. Maestro, capisco che è arrabbiato, però mi sto offendendo. Maestro, arrivato a un certo punto della vita bisogna avere il coraggio di mettersi da parte. Dopotutto lei ha la scuola, la banda, non resterà certo mezza annasciata. Attirati a levare la vita, perché me la vai sto pane. Mimì! La sai che io canto? Padre, lo sai che sono protetto? Chiunque provi a farmi del male deve fare i conti con l'inferno. Il male gli si ritorce contro. Il caso non esiste. Lo chiamiamo così perché non lo sappiamo prevedere. Restiamo in tema di spettacoli. Al Teatro Costa Bianca questa sera il comico Roberto Lipari per uno degli spettacoli più attesi dal pubblico, che segue il giovane e simpatico comico da un anno inviato di Striscia la Notizia. Toponomastica in gallo italico per il comune di San Fratello. Valorizzare le proprie radici e la propria identità attraverso la toponomastica. Un'attività che a San Fratello ha preso il via attraverso il posizionamento di targhe in gallo italico. Nell'ambito del progetto sulla valorizzazione della storia, cultura, tradizioni del comune nebroideo, il comitato direttivo del Palio di San Filadelfo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha posizionato la prima targa in gallo italico, Piazza Monumento, Cian du Monument. Il comitato del Gran Palio, con l'intento di valorizzare e di promuovere la lingua gallo-italica, intende rendere più fruibile ai turisti la parlata locale, ancora oggi viva e pulsante. I membri del direttivo ringraziano in modo particolare il sindaco Salvatore Sidoti Pinto, la presidente del Consiglio Betty Morello, tutti gli assessori comunali, professori e docenti che si sono occupati e che si stanno prodigando nella trascrizione di testi e vocabolari in lingua locale. Anche sui social si cerca di promuovere e divulgare la parlata gallo-italica sanfratellana con il gruppo Zea Parduoma u Sanfrardean. Posizionare qui questa targa che rappresenta forse il luogo di ritrovo per eccellenza qui a San Fratello nell'epoca moderna ha un grande valore per noi sanfratellani. Il progetto che riguarda appunto questa tematica è stato ideato dal Comitato per il Palio di San Filadelfio, che oltre a diffondere e mantenere viva la memoria della cultura gallo-italica e normanna ha anche il compito un pochettino di supportare l'esistenza del dialetto gallo-italico, che è una vera lingua. Quindi in questo modo, facendo sì che la toponomastica per il visitatore che viene possa anche essere letta in dialetto gallo-italico, fa sì che questa lingua possa incuriosire il visitatore che arriva. In tal senso noi come comitato ci spendiamo, vogliamo investire per mettere non solo questa ma anche altre targhe in giro per il paese, sì che tutti i luoghi principali, quelli di maggiore interesse, possano anche essere nominati in Sanfratellano, non solo da noi ma anche dai turisti. Ho accolto di buon grado l'iniziativa dell'associazione del Palio di San Filadelfio, perché ritengo sia un momento culturale importante per la valorizzazione della lingua gallo-italica e di conseguenza l'amministrazione comunale ha accettato e condiviso e ringrazia per la sensibilità e questo momento di riflessione nei confronti della lingua gallo-italica. E chiaramente si sta lavorando e tanto, c'è tanta attenzione. Abbiamo avuto diversi contatti col professore Trovato e con il professore Foti principalmente, e di conseguenza questo è un momento di più ancora di più arricchire la curiosità, come diceva il vicepresidente Antonio Latteri, nei confronti principalmente del visitatore e non solo, per cercare di dare valenza e significato a questo patrimonio che è un patrimonio di tutti noi e lo dobbiamo custodire.
E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco con le notizie sportive. E siamo alla pagina sportiva con il calcio. Iniziamo dall'Acragas con l'acquisto di Francesco Cerra, classe 1997, il servizio di Arturo Cantella. La società sportiva Acragas 2018 comunica di avere perfezionato l'ingaggio del calciatore Francesco Cerra, classe 1997, originario di Acireale, proveniente dalla Cicatena. Cerra è un terzino sinistro che può essere impiegato anche nel ruolo di centrocampista di sinistra, vanta numerose presenze in Serie D, ha iniziato la scorsa stagione nelle fila del Ragusa e in passato ha indossato con ottimi risultati le maglie del Biancavilla, Igea Virtus, Paternò, Leonzio e Noto. La sua formazione si lega alle giovanili del Calcio Catania. Francesco Cerra è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano per il precampionato. Intanto al via da parte dell'Acragas 2018 le prime amichevoli estive in vista dell'esordio ufficiale in programma in Coppa Italia di Eccellenza il prossimo 6 settembre contro il ripescato Casteltermini. La squadra allenata da Francesco Di Gaetano nel giro di 4 giorni incontrerà l'Enna e il Siracusa, formazioni del girone B del campionato di Eccellenza. Entrambe le gare si disputeranno in trasferta il prossimo 19 agosto, mercoledì alle ore 17, allo Stadio Generale Gaeta di Enna e domenica 23 agosto alle ore 18 allo Stadio Nicola De Simone di Siracusa. Un altro acquisto riguarda il Canicattì Calcio, dove arriva l'attaccante Amadou Koné. Alla ripresa della preparazione atletica dopo il ponte di Ferragosto si è subito registrata una novità in casa Canicattì Calcio, società che affronterà per la quarta stagione consecutiva il campionato di eccellenza Sicilia nel girone A. La dirigenza ha raggiunto l'accordo con l'attaccante Amadou Koné, classe 2000, originario del Mali, giocatore alto 1,77 m, in Italia lo scorso campionato ha indossato la maglia del Mazzara, mentre in precedenza in Lombardia era stato tesserato per il Calvairate Milano in eccellenza, realizzando 15 reti. L'anno precedente aveva militato nel campionato di promozione indossando la maglia del Real Melegnano, segnando 24 gol. Il giocatore si è aggregato ai nuovi compagni agli ordini dello staff tecnico di mister Pippo Romano. È una richiesta che ci è stata fatta direttamente dal tecnico, ha detto il vicepresidente del club biancorosso Faustino Giacchetto, alla ricerca di un profilo adeguato in attacco. Koné è un attaccante che lo scorso anno al Mazzara ha fatto benissimo e quest'anno giocherà con noi. Si è aggregato ieri mattina a noi e si sta allenando con il resto della squadra. Nei prossimi giorni perfezioneremo il tesseramento. Gli altri obiettivi della società, aggiunge Giacchetto, sono quelli di individuare un difensore e un centrocampista d'esperienza che possano completare la rosa che in questa prima fase riteniamo al completo. Se poi ci dovessero essere delle indicazioni diverse da parte del mister, naturalmente il nostro direttore sportivo Alessandro Avarello sarà nelle condizioni di poterlo accontentare. C'è uno spiraglio sulla trattativa per riportare a Canicattì il centrocampista Vito Lupo, attualmente tesserato col Dattilo, formazione neopromossa in Serie D. C'è una situazione aperta, ha ammesso Giacchetto, e ci sono delle possibilità che Vito Lupo possa ritornare a Canicattì, però in questo momento è un giocatore del Dattilo e non possiamo dire altro. È certo che Lupo a Canicattì ha dimostrato delle qualità importanti, per noi è una figura di riferimento e sarebbe uno di quei giocatori che darebbe al gruppo la sicurezza e la capacità di poter affrontare il campionato con personalità e capacità tecniche. Intanto il capitano Giuseppe Tedesco carica l'ambiente: io e i miei compagni di squadra, dice, stiamo lavorando molto bene insieme al mister Romano, siamo un team di giovani ma con una gran voglia di lavorare e dimostrare il nostro valore. Il primo impegno ufficiale della stagione sarà quello di Coppa Italia, l'avversario designato sarà il Pro Favara del nuovo allenatore Cavallo e la gara d'esordio si terrà allo stadio Saraceno di Ravanusa, la casa del Canicattì Calcio, il 6 settembre alle 16. È tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.